Sindaco, le ragioni di questa conferenza stampa oggi che riguardano sicuramente l'IMU, la Tari, tante cose interessanti. Questa conferenza stampa è stata voluta perché è necessario fare innanzitutto chiarezza su un aspetto importante che è quello della Tari. In questi giorni è già arrivata a qualcuno, ad altri arriverà nei prossimi giorni, la bollettazione relativa alla spazzatura per l'anno 2022. Già qualcuno ha ricevuto le bollette e ha riscontrato un aumento del 30%. È chiaro che in questi momenti, in questi periodi di grande difficoltà, l'aumento del 30% è apparso a molti come dire, una mannaia che in questo momento non era dovuto. Però per fare chiarezza su questa vicenda è necessario partire da lontano. Perché è necessario partire da lontano? Perché sembrerebbe che questa amministrazione, questo Consiglio Comunale si sia svegliata una mattina e abbia deciso di aumentare la spazzatura. Questo non è assolutamente vero. Questa amministrazione, questo Consiglio Comunale ha voluto fare chiarezza e mettere un punto fine a quella che era una cattiva gestione amministrativa di quest'ente, in modo particolare riferita alla questione della spazzatura. Io ho una serie di documenti che dimostrano la verità dei fatti che vi sto per raccontare, perché è necessario parlare con le carte e non semplicemente con le chiacchiere come fa qualcuno, in modo tale da fare chiarezza su tutta la questione. Io mi sono insediato nel mese di ottobre 2021 e uno dei primi atti che ho dovuto affrontare è stato uno sciopero dei netturbini che non ricevevano lo stipendio per circa 2 o 3 mesi arretrati e che non avrebbero percepito nel mese di dicembre neanche la 13ª mensilità. È chiaro che tutto questo era dovuto al fatto che purtroppo il Comune non era nelle condizioni di pagare le mensilità di ottobre, novembre e dicembre. Perché? Perché non aveva effettuato un calcolo corretto di quello che era il costo del servizio nel corso dell'anno. Ed infatti a marzo 2022 il Consiglio Comunale di Porto Empedocle, in modo molto responsabile, ha approvato un debito fuori bilancio di circa 700.000 euro. La delibera è la numero 28 del 25 di marzo 2022, ha approvato un debito fuori bilancio relativo all'anno 2021 per 700.000 euro nei confronti della Real Marina, la società che si occupa dello spazzamento e della raccolta dei rifiuti. Perché? Perché nel corso degli anni in questo palazzo di città non si è provveduto ad un calcolo del costo, perché la Tari, come voi sapete, è una tassa per lo spazzamento, la raccolta e il conferimento dei rifiuti che è a totale carico del cittadino. E se non viene effettuato il calcolo in modo corretto, è chiaro che alla fine dell'anno la capienza del capitolo per il pagamento dei costi che riguarda sia la raccolta sia il conferimento non coincide al costo reale. Ed infatti questo malcostume nell'operare degli anni passati non riguarda soltanto il 2021 e quindi la delibera del 2022 del Consiglio Comunale che ratifica il debito di 700.000 euro, ma riguarda anche anni passati. Tant'è vero che alcuni consiglieri attualmente presenti ed altri che invece non ci sono più ma erano nel Consiglio Comunale precedente, hanno approvato nel corso degli anni una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Questo perché? Perché purtroppo, e la documentazione è chiara, purtroppo non hanno fatto o lo hanno fatto in modo sbagliato un PEF, che è il piano economico finanziario, che riguarda il costo complessivo, il costo fisso stabilito dal costo dell'appalto fatto 7 anni fa, che è un costo fisso tranne la percentuale di indicizzazione prevista per legge, ed un costo variabile che è il costo delle discariche. Hanno semplicemente appostato in bilancio una posta forfettaria di circa 3 milioni, poi non si riesce a capire come mai, per quanto riguarda il costo,
come mai nel 2016 il costo della spazzatura era di 3.650.000 euro e arriviamo al 2021 con un costo di 3.074.000 euro. Questa è la dimostrazione che, non avendo fatto il PEF, il piano economico finanziario, hanno semplicemente appostato in bilancio una somma forfettaria che non copriva il costo. Questo che cosa ha determinato? Due gravi conseguenze. La prima, che abbiamo, e tuttora vi sono, una serie di decreti ingiuntivi da parte delle discariche ed un contenzioso in corso anche con la Real Marina per un rimborso di 200.000 euro di interessi e sanzioni, ed abbiamo tutta una serie di decreti ingiuntivi e di richieste da parte delle discariche che ci chiedono il pagamento di somme degli anni passati che non sono stati pagati perché, non avendo appostato in bilancio le somme necessarie, è chiaro che queste rimangono scoperte. Somme che non sono un paio di migliaia di euro, parliamo di 100.000 euro, parliamo di 2.800.000 euro che la Regione Siciliana ci chiede, aveva già chiesto nel 2018 ma nessuno ha risposto, e il 22 novembre 2022 la Regione Siciliana ci scrive dicendo: vi abbiamo scritto nel 2018 che volevamo restituiti i 2,8 milioni che avevamo dato per ripianare i debiti della spazzatura e che ad oggi non ci avete dato. Quindi la Regione Siciliana ci scrive e ci dice: entro 30 giorni dovete darci 2.800.000 euro. È chiaro che quando noi abbiamo fatto il PEF l'abbiamo fatto mettendo insieme i due costi, il costo fisso delle ditte su un appalto partito 7 anni fa ed il costo variabile delle discariche. È chiaro che la differenza è del 30% nelle bollette, che sono i 700.000 euro che annualmente questo Comune riconosceva come debito fuori bilancio e che ha determinato due aspetti. Un aspetto che è quello di aggravare i costi per questo Comune tra spese legali, interessi e sanzioni da parte delle discariche e delle ditte che avanzano e pretendono giustamente quello che gli spetta, ed una cosa ancora più grave, che il Comune, avendo depauperato il bilancio comunale con soldi che erano destinati ad altre finalità, perché potevano essere fatti altri servizi come il servizio disabili, il servizio delle scuole, la manutenzione delle scuole, non è stata fatta nel corso degli anni, perché ha dovuto stornare circa 700.000 euro anno per anno a coprire il costo della spazzatura. Quando oggi finalmente noi abbiamo fatto una cosa che lo sappiamo che è impopolare, ma il rispetto delle regole. Noi non siamo stati votati per nascondere sotto il tappeto la polvere, noi siamo stati votati e siamo stati eletti, questa amministrazione con il Consiglio Comunale, per rimettere in piedi ed in moto questo Comune. Sappiatelo che al di là dei proclami, al di là dei selfie, al di là dei video che qualcuno si fa o dice cose false, quello che è stato trovato in questo Comune nel corso degli ultimi mesi e delle note che sono arrivate a questo Comune da parte delle imprese, questo Comune ha accumulato nel corso degli anni non so quanti debiti, ed invece di fare chiarezza e di rimettere le carte a posto si è nascosto tutto, perché si è pensato che il nascondere facesse meno male rispetto che affrontare la realtà. Quindi è chiaro che l'utente, il cittadino che si vede arrivare una bolletta della spazzatura con un aumento del 30%, è chiaro che salta dalla sedia. Però noi non avremmo fatto un servizio alla città e alla comunità empedoclina se avessimo continuato a nascondere il costo reale, sacrificando quelle somme che sono necessarie per fare altri servizi, perché nel corso degli anni i servizi indispensabili, quelli del trasporto dei bambini disabili, la manutenzione delle scuole, la manutenzione delle strade ed altri servizi, non sono stati fatti, o se sono stati fatti in maniera molto esigua, perché purtroppo i problemi non sono stati affrontati, sono stati messi da parte e nascosti. Noi non vogliamo nascondere nulla. Lo so che noi abbiamo un problema di comunicazione con la città, noi non ci svegliamo la mattina facendoci selfie e dicendo alla città sono qua e tutto va bene. Noi ci alziamo la mattina alle 8 e lavoriamo per questa città
E i problemi che ci sono in questa città, e i problemi economico-finanziari che ci sono, lo sapevamo, stiamo cercando di metterli a posto per fare in modo che questo comune riparta e riparta senza avere problemi economici finanziari. Quindi il problema della Tari, che è uno di questi, perché il piano economico finanziario che è stato predisposto non riguarda solo esclusivamente un calcolo fatto da questo comune, ma è stato trasmesso al lato GESA, la SRR, che è l'organo deputato all'approvazione, che ha ratificato ed approvato l'importo di quelle tariffe e l'importo del servizio, che è la somma di due variabili, una fissa, che è quella del costo della Real Marina, e una variabile che è il costo delle discariche, che da quando è stato stipulato il contratto ad oggi, nel corso degli anni, percentualmente è aumentato di X. Se chi ci ha preceduto avesse avuto il coraggio, io non dico il coraggio, ma la capacità di mettere le carte a posto anno per anno, oggi non ci sarebbe stato un aumento del 30% della Tari, ma ci sarebbe stato probabilmente un aumento del 2%, che è quello dell'indicizzazione prevista per legge, perché anno 2016 il costo della spazzatura in questo comune era 3.650.000 euro. Domanda: visto l'aumento dell'energia, visto l'aumento di tutto, in 7 anni è possibile mai che il costo da 3.600.000 si era ridotto a 2.900.000 euro? Questo perché, e voglio essere, come dire, buono, probabilmente hanno sbagliato nei calcoli, ma lo sbaglio lo hanno ripetuto per tutti gli anni. Quindi, siccome noi non vogliamo perseverare sugli errori che hanno fatto gli altri, abbiamo fatto chiarezza su una questione che non riguarda l'amministrazione comunale, che non riguarda il consiglio comunale, ma che riguarda la città, e che la città deve sapere che la Tari è un servizio a costo totalmente ascrivibile al cittadino. Poi, se affrontiamo la vicenda di un servizio che rispetto a 7 anni fa, quando è stato previsto, programmato e messo in campo, non risponde più alle esigenze di una città che nel frattempo ha avuto un percorso diverso, e questo è un altro aspetto, e questo è un aspetto che affronteremo sul prossimo capitolato che scadrà a luglio, ma che nessuno speculi sulla vicenda dell'aumento della Tari, perché vuol dire che fa semplicemente sciacallaggio e che non gli fa onore. Quindi, quando è necessario dimostrare che non si amministra per compiacere qualcuno, si amministra per fare le cose per come vanno fatte, e noi abbiamo il coraggio, noi non puntiamo a pensare di nascondere le cose perché pensiamo di ricandidarci fra 5 anni, fra 3 anni, fra un anno, fra 2 anni. Noi vorremmo fare e vogliamo fare il nostro dovere finché siamo, diciamo, in questo palazzo di città, e lo vogliamo fare nel miglior modo possibile, senza cercare di compiacere qualcuno. E quindi, se è necessario affrontare un problema che sappiamo che è antieconomico, antisociale, sconveniente per molti, ma mettere le carte in chiaro è necessario, ed è necessario per tutti, perché altrimenti avremmo fatto semplicemente una cosa, sappiatelo, creato un ulteriore dissesto finanziario per questo comune, con altri 5 anni di agonia e di purgatorio, con grandi difficoltà e con grandi situazioni per quanto riguarda i precari e il personale, e per quanto riguarda tutti i servizi collaterali che ho detto sono necessari ed importanti. Quindi questa vicenda è una vicenda che ha portato chiarezza a quella che era un piano economico finanziario. Se qualcuno vuole speculare può anche speculare, ma era necessario fare chiarezza in modo tale che la gente sappia che tutto questo non è frutto né di voler vessare qualcuno e né di cercare di avere più soldi per fare altre cose, era semplicemente per mettere le carte a posto e per cercare di cominciare anche a pagare i debiti che altri hanno creato, per evitare che questo comune vada nuovamente in dissesto. Quindi io ringrazio tutti i presenti, ringrazio TVA e le altre emittenti televisive per avermi dato questa opportunità. Spero che questa conferenza stampa sia servita a qualcosa. Lo so che quando si toccano le tasche dei cittadini è un problema serio, è antipopolare,
ma come ho detto e lo ripeto, siamo stati eletti per portare questo comune nuovamente sui binari che merita e non per nascondere la polvere sotto il tappeto. Grazie.